oltre 110.000 ettari di superficie, 56 bacini, 79 impianti idrovori, 420 km di arginature perimetrali, 1.460 km di estensione della rete dei canali, 79 ettari di superficie di allagamento. Questi sono i numeri del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, erede di una storia che affonda le radici nel territorio del Porto Gruarese, sin dai tempi della Repubblica Veneta. Infatti, l'impegno per la redenzione del territorio dalle paludi e la sua difesa dalle piene dei fiumi ha sempre occupato un posto di rilievo nei programmi di governanti e legislatori. Oggi ne parliamo con Giorgio Piazza, presidente del Consorzio. Telecamere di Verde a Nord-Est, oggi puntate sulla bonifica. Ne parliamo con Giorgio Piazza, presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Benvenuto Presidente. Allora, qual è il territorio di pertinenza del Consorzio Bonifica Veneto Orientale? È un territorio esclusivamente in provincia di Venezia, con piccole appendici nel Pordenonese e nel Trevigiano. È a ridosso della fascia costiera, quindi con delle problematiche ben particolari, dovute anche alla gestione a cui siamo chiamati per la difesa appunto dalle mareggiate. Il nostro consorzio ha un'estensione di circa 130.000 ettari ed è il consorzio d'Italia con la maggiore concentrazione di impianti idrovori, avendo su questi 130.000 ettari circa 85.000 ettari abbondantemente sotto il livello del mare. Quindi noi abbiamo oltre 85-90 stazioni di pompaggio, di sollevamento per permettere che l'acqua che cade con le piogge sia messa nelle condizioni di poter andare a mare. Oltre a questo abbiamo una serie di circa 4.000 manufatti, da abitazioni, da ponti e tutte piccole e medie infrastrutture che servono a tenere in sicurezza idraulica questo particolare e fragile territorio a ridosso del mare e anche delle lagune, perché abbiamo la prestigiosa laguna di Carlo e Bibbione. Oltre a questo, il Consorzio si occupa anche di una funzione fondamentale soprattutto per il mondo agricolo, che è la funzione irrigua. L'anno scorso abbiamo messo a disposizione dei nostri colleghi oltre 90 milioni di metri cubi di acqua, di buona acqua, che scende da nord, e quindi soprattutto dalle prese che noi abbiamo in località Albano, in comune di Motta di Livenza, dove solleviamo importanti quantità d'acqua, oltre si può arrivare anche a 24 metri cubi al secondo, ed è acqua di grande pregio perché è acqua di Surgiva che arriva da un fiume pacioso, a volte anche un po' cattivo e arrabbiato quando ci sono i grandi eventi, che è il fiume Livenza. È un'attività molto complessa, con oltre 100 dipendenti che lavorano sia in esterno che nella gestione amministrativa e gestionale con i nostri valenti dirigenti, e diciamo che riusciamo a dare quelle risposte che il territorio si aspetta, appunto sui due temi fondamentali, che sono il tema della sicurezza idraulica e il tema dell'irrigazione. Parlando di sicurezza idraulica, è di estrema attualità in questi giorni il problema causato dalle precipitazioni improvvise, quelle che magari si chiamano bombe d'acqua con un po' di enfasi, e questo ci fa capire quanto importante sia la funzione dei consorzi di bonifica. Assolutamente, è corretta la valutazione, perché qui siamo in una sala molto prestigiosa che ha quasi 100 anni e rappresentava poi l'espressione massima della bonifica in quel periodo, che era la salvaguardia dalle acque mefitiche, dalle acque di laguna, di palude, no? E siamo passati a un concetto più ampio, che è quello proprio della sicurezza idraulica, e quindi della gestione di questa sicurezza, e oltretutto legata anche al fatto appunto di questi fenomeni che si stanno acutizzando e che sono sicuramente dei fenomeni ai quali non ci siamo fatti trovare impreparati. Grazie a Giorgio Piazza, presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il
Il paesaggio del Veneto orientale è stato plasmato dall'uomo grazie alla bonifica e noi vi abbiamo portati in questo sito del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Andiamo a sentire l'esperto, il professor Maurizio Borin. Eccoci, professor Maurizio Borin dell'Università di Padova, Dipartimento Dafne. Che cosa significa Dafne? Buongiorno, Dafne significa Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente. Perché ci troviamo qui, Ci troviamo professore? qui perché l'anno scorso con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale abbiamo iniziato una sperimentazione molto importante, strategica, ambiziosa sulla valutazione di sistemi colturali sostenibili che vogliono portare l'agricoltura del futuro verso un'agricoltura che rimane un'agricoltura produttiva, perché questo deve fare l'agricoltura, deve produrre cibo, ma un'agricoltura anche rispettosa dell'ambiente e in particolare del terreno, del suolo, della qualità del suolo nel nostro caso. Questa è soia, professore. Questa è soia. E qui che cosa avete realizzato nello specifico? Qui stiamo realizzando un percorso pluriennale dove vogliamo sviluppare, testare, validare e dimostrare tecniche di gestione del suolo per migliorare i contenuti di sostanza organica del terreno attraverso l'apporto di matrici organiche tipiche della cosiddetta economia circolare, compost, digestati, biomasse che vengono molto spesso da fuori dal settore agricolo, che derivano dalla fine della vita dell'alimento. Qui produciamo alimenti che prima o poi arriveranno nelle nostre tavole e la catena di produzione e di consumo dell'alimento comporta produzione di scarti organici che poi devono essere valorizzati tornando qui attraverso compost, attraverso digestati o altre forme che sostanzialmente riproducono quello che faceva l'agricoltura del passato con il letame, ma con un ciclo più ampio. Per quanto riguarda il risparmio dell'acqua, c'è un sistema di irrigazione particolare, professore? Qui stiamo lavorando con un sistema ad elevata efficienza, manichette forate, che consente di portare l'acqua strettamente necessaria alla coltura, di evitare perdite per evaporazione, perdite per ruscellamento e quant'altro, ma stiamo lavorando anche proprio sul suolo, perché il suolo potenzi la sua capacità di trattenere l'acqua. E questo non è utile solo per la coltura, ma è utile per il territorio, per far sì che questo terreno assorba e contribuisca a limitare, le perdite o i ruscellamenti veloci dell'acqua che si genera dalle zone industriali, dalle zone pavimentate, dalle città che quando piove scaricano direttamente nei corsi d'acqua. Allora, nel nostro viaggio abbiamo scoperto anche queste cose molto interessanti dell'entroterra del Veneto orientale. Grazie professor Borin, noi proseguiamo il nostro viaggio. Eccoci nel nostro giro che stiamo facendo lungo il litorale adriatico veneto. Siamo venuti qui a San Donà di Piave, siamo con il presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Giorgio Piazza. Allora, ben trovato presidente. Buongiorno. Dove ci troviamo e cosa c'è alle nostre spalle? Ci troviamo in località fiorentina, nel comune di San Donà di Piave, in un terreno, in una proprietà del Consorzio di Bonifica di circa 6 ettari, adibita a campo sperimentale, ormai da parecchi anni. Allora, qui parliamo di sostenibilità ambientale, presidente. Precisamente. Abbiamo appena terminato una sperimentazione con l'irrigazione localizzata a manichetta su mais e su altre colture, e da quest'anno abbiamo iniziato una sperimentazione proprio legata al tema della sostenibilità. L'acqua è un bene prezioso, un bene finito
l'impegno grande che ha il Consorzio è quello di distribuire acqua in quantità e in qualità, ma il tema del risparmio idrico è un tema che coinvolge anche il Consorzio nella sua attività per quanto riguarda la funzione irrigua. Per fare questo bisogna cambiare radicalmente la mentalità nel momento della scelta agronomica e tornare quindi a utilizzare quei metodi di concimazione che migliorino la fertilità del suolo. Migliorando la fertilità del suolo attraverso l'incremento con concimazioni organiche, la quantità di sostanza organica, riuscire a trattenere più acqua piovana e lasciarla trasformando i nostri terreni in terreni più conservativi. Ecco, questo è un po' lo spirito col quale vorremmo poter, assieme all'Università di Padova e al Dipartimento Dafne, riuscire a creare questa conoscenza e distribuirla gratuitamente per riuscire poi a dimostrare, e ne sono più che certo, che un terreno organico è sicuramente il miglior luogo sui quali mettere le radici delle nostre piante, in questo caso di una molto bella soia che è in fase di fioritura, eccetera. Ecco, questo è un po' lo spirito con il quale ci siamo mossi e con il quale riteniamo, dopo un congruo numero di anni e di esperienza, poter appunto dimostrare che il terreno organico è più resiliente, ha più capacità di resistere alla siccità e quindi ha bisogno di meno apporto di acqua irrigua e quindi più qualità ma anche più risparmio. Grazie Presidente. Prego. Giorgio Piazza.